I furti che hanno fatto li hanno fatti in costanza di un periodo di vacanze, spostando frequentemente anche il luogo dove abitavano con le famiglie. Quando si dice portare il lavoro in vacanza, di giorno turisti al mare, alla sera ladri professionisti, attività che una banda di giostrai nomadi sinti con provenienza del campo di Alba a San Damiano d'Asti aveva messo in piedi da diverso tempo, riuscendo fino ad ora a farla franca grazie ad una minuziosa organizzazione di un'auto super veloce. Si spostavano nel corso del pomeriggio in diverse zone, non soltanto della provincia di Venezia, ma anche di Treviso e Vicenza, e colpivano all'interno di abitazioni, appartamenti in orario prossimo a quello notturno, ma quando ancora normalmente gli occupanti possono essere fuori o a cena o per un aperitivo. 6 a tutt'oggi furti contestati ai 3 giostrai arrestati a metà luglio a Jesolo, furti messi a segno in abitazioni e appartamenti anche di turisti. Il furto che ha messo i carabinieri di Portogruaro sulla buona strada nella cattura del gruppetto è stato in un'abitazione proprio di Portogruaro a giugno. 10.000 euro il bottino, il 9 luglio avevano già colpito nel Trevigiano a Cessalto. Lì il furto in abitazione è stato abbastanza consistente, il danno, perché ha superato gli 20.000 euro di danno sia in monili in oro che in banconote. Non sappiamo se in quella provincia ve ne siano stati, anzi un altro di sicuro, dicevamo appunto quello di Chiarano, non è escluso che possano aver colpito anche in altre abitazioni in altre circostanze. La banda ha poi colpito ad Arcugnano, Vicenza, ad Eraclea nel Veneziano e nell'ultimo colpo a metà luglio a Chiarano nel Trevigiano. Nessun basista locale, ma proprio grazie all'alibi della vacanza, dopo la mattinata di mare al pomeriggio scorazzavano per il territorio per i sopralluoghi. Punto di ritrovo e partenza per i raid una zona di boscaglia sul fiume Piave, dove avevano anche il deposito di targhe clonate, targhe fissate alla targa dell'auto col biadesivo. Si abbigliavano adeguatamente, torce, flessibili e marsupivari per contenere l'area furtiva e gli attrezzi da scasso. La differenza la faceva l'auto, una Seat Cupra Leon adeguatamente preparata da 280 cavalli. L'auto però non è passata inosservata alle telecamere del traffico e da conseguente controllo della targa, risultato non corrispondente. Abbiamo cominciato a fare un'attività più attenta su quella macchina che peraltro in diverse occasioni abbiamo visto cambiava anche livrea e colore. L'accusa per i 3 arrestati in un appartamento di Jesolo e furto aggravato in abitazione in concorso. Le indagini hanno peraltro accertato che i 3 facevano parte di una compagine ben più ampia di malviventi tuttora in fase di identificazione, dedita stabilmente ai furti in abitazione che già in passato erano stati intercettati sul nostro territorio. I soggetti, abbiamo poi ricostruito, erano probabilmente quelli che in altre occasioni eravamo quasi riusciti a identificare in periodi precedenti, quindi con macchine diverse, alloggiando in posti diversi, ma probabilmente, adesso stiamo cercando appunto di ricostruire anche queste dinamiche, erano gli stessi soggetti.